Pati, quanti uomini, quante donne, quante persone si sentono sole? Ma oggi noi vogliamo parlarvi e abbiamo intitolato questa trasmissione Famiglie non siete sole. Don Salvo, cosa vogliamo dire? Allora, è un messaggio molto concreto e preciso, perché la mia paura è quello che potrei dire alle famiglie, cosa è giusto, cosa non è giusto fare, però ho paura che con questi consigli rimango nell'astrazione, perché tante famiglie, tanti papà, tante mamme, tante spose potrebbero dire sì, ok, ma io da solo non riesco a fare questo, io da solo non riesco a mettere in pratica questo tuo insegnamento. Quindi questa puntata vuole proprio dare un messaggio concreto, dare una proposta concreta. Attraverso degli ospiti e l'esperienza di persone che ci parleranno, dei coniugi, che ci parleranno della loro esperienza e dell'associazione, della comunità che seguono e che animano. Dico subito ai nostri telespettatori che abbiamo pensato di dividere questa trasmissione in due parti. Nella prima parte parleremo di incontro matrimoniale con Mimma e Massimo. Nella seconda parte invece avremo Gino e Filippa che ci parleranno del progetto Mistero Grande. Iniziamo con incontro matrimoniale. Massimo e Mimma, cosa è incontro matrimoniale? Allora, cominciamo per dire che noi abbiamo conosciuto incontro matrimoniale nel 2009. Eravamo sposati da 5 anni e mezzo e ci siamo innamorati perché ha dato delle risposte a delle domande e non ci ha lasciato da soli. E quali sono le risposte e quali le domande? Allora, intanto brevemente che cos'è incontro matrimoniale? Incontro matrimoniale è un movimento che è a livello mondiale e promuove attraverso dei fine settimana che noi chiamiamo weekend un metodo di dialogo tra la coppia diverso, un po' diverso, inconsueto rispetto a quello normale, e si rivolge sia alle coppie che ai sacerdoti. I sacerdoti ovviamente si riferiscono alla loro comunità di riferimento. Incontro matrimoniale non è soltanto per gli sposi, è anche per le famiglie. Noi l'abbiamo fatto anche con i nostri ragazzi, è stata una bellissima esperienza, si rivolge ai fidanzati, si rivolge ai ragazzi e si rivolge ai single. Cosa dice incontro matrimoniale? Incontro matrimoniale ci ha aiutato a incarnare, a capire, a dare un senso al nostro matrimonio, a capire cosa vuol dire quell'amatevi come io vi ho amati. È stato importante per noi, per non perderci, noi diciamo, nel disegno del mondo, ma vedere più in alto. E forse anche nell'abitudine, andiamo avanti così, ormai ci siamo sposati. Beh, perfetto, noi ci Massimo. siamo... Sì, allora, se devo essere concreto e dire come incontro matrimoniale ha incrociato la nostra vita di coppia, penso ai nostri primi anni di matrimonio, no? Dove le nostre differenze subito si sono manifestate. Due caratteri immagino due caratteri diversi, io molto più introverso, lei molto più esuberante. E questo nei rapporti, per esempio, con le altre persone ci creava dei problemi. Il mio modo più riservato e il suo modo estroverso creavano degli scontri tra di noi, no? Il nostro modo di approcciarci alle altre persone creava delle difficoltà nella nostra relazione. Sino a quando abbiamo scoperto, sperimentato, grazie all'aiuto di coppie che ci hanno seguito in questo percorso, che non è né giusto né sbagliato il modo dell'uno o dell'altro, ma accettare, decidere di amare l'altro nel suo modo di porsi è una delle sfide per il nostro matrimonio. Ma questa cosa si impara? Sì. Sì, si può imparare, tutto si impara. Cioè, grazie a sì, questa... perché... Cos'è un movimento, un'associazione? Don Salvo, l'incontro matrimoniale? È un movimento. È un movimento. A livello mondiale, che proprio, ecco, io se dovessi dire qual è il focus, quello di dare qualità alla relazione di coppia, perché non è vero che la coppia si sa relazionare, non è vero in questo caso, sì, sono sposati. Si dà per scontato che due persone che si sposano sappiano relazionarsi. Cioè non è vero che si comunicano soprattutto i loro sentimenti, quello che loro provano, i loro stati d'animo, probabilmente perché siamo abituati a un discorso di pudore, delle mie cose personali, mica li posso dire a mia moglie, mio marito. In realtà aprire il loro cuore e soprattutto trasmettere al proprio coniuge cosa
uno prova dentro, li aiuta a superare quei pregiudizi, a superare quelle incomprensioni, a dare in poche parole qualità alla loro relazione di coppia. E serve anche a me sacerdote, come diceva anche Mimma, perché anch'io nel relazionarmi con la mia comunità devo dare qualità alla relazione con la parrocchia o con la realtà ecclesiale che mi viene affidata. Bellissimo, quindi avete frequentato, continuate a frequentare, ma sono incontri periodici, sono dei weekend? Inizia tutto con un weekend. Noi abbiamo fatto il weekend sposi, si inizia tutto con un weekend. In questo weekend cosa succede? Ci sono 3 coppie e un sacerdote che a loro volta hanno vissuto il loro weekend, si sono formati all'interno della comunità, che donano la loro vita, che ti mettono con le loro condivisioni, mettono noi coppia ci mettono in dialogo tra di noi in una modalità diversa a quella consueta, perché gli sposi sono abituati a parlare di cose, quello che pensi, questo è giusto, questo non è giusto. Cosa compriamo per I bambini, cosa mangiamo, cosa cuciniamo. Quindi, e invece qua il dialogo, cioè si cerca di acquisire degli strumenti per avere un dialogo più profondo, più sincero, più aperto. Si parla di noi, perché tante volte, come diceva Padre Salvo, non si è abituati a parlare dei sentimenti. Tante volte si ha proprio paura dei propri sentimenti. Quindi Mimma, lei cosa ha imparato? Ad essere meno esuberante? O Massimo ha dovuto capitolare e accettare che Mimma lo metteva in imbarazzo quando si era con gli amici? Perché ho capito questo. No, noi abbiamo imparato che le diversità nella vita di coppia sono una forza nel matrimonio e per la coppia. Quindi quando ci vuole qualcuno di esuberante, ecco, va avanti perfetto, se Mimma. fossimo stati entrambi come me magari... No. Ma la fede in tutto questo come c'entra e cosa c'entra? Allora, la fede... Perché potrebbe sembrare tipo degli incontri di psicologi, no, assolutamente tipo dei coach, ormai si parla spesso di mental coach, invece la fede in tutto ciò in che modo entra? Per me la rivelazione è stato rincontrare quell'amatevi come io vi ho amato. Noi siamo convinti che l'amore sia un sentimento, e quindi per questo in questo momento la società ci insegna che vabbè, se non sento più amore verso di te, ciao. Invece noi abbiamo capito che Gesù non ha sentito, lui quando ha dovuto abbracciare la fede alla croce fino alla fine aveva avuto paura, ha deciso di abbracciare la croce per amore di suo padre e per amore nostro. Con la famiglia è la stessa cosa. Nel nostro piccolo io non sempre mi sento di andare incontro a Massimo o ai miei figli, è la decisione. Io come il Gesù decido di amarti quando è difficile amarti, perché quando è facile per tutti. Decido di amarti anche nelle difficoltà, anche se il marito o la moglie stanno attraversando un periodo buio, per cui ecco, stare accanto, ma con la voglia di stare accanto, di comprendere. Quando la mia esuberanza lo mette in difficoltà e quando la sua calma mi frena, cioè questo amarsi anche nelle piccole cose, nella quotidianità, in quello che succede, cioè, perché siamo scesi ad un livello di consapevolezza diverso, perché ci siamo messi a nudo di fronte all'altro. E adesso voi aiutate altre coppie o continuate a frequentare? Ovviamente chi vuole, diciamo, fare il vostro percorso. Fare questo percorso, noi seguiamo le coppie attraverso sempre la nostra testimonianza. Non diamo né consigli, non abbiamo niente da insegnare a nessuno, però la testimonianza... Ma vi segue un sacerdote? Certo, sì. Il nostro sacerdote referente è Padre Nino Vitanza, che ci aiuta e ci segue in questo cammino. Questo movimento, insomma, si può trovare un po' in tutte le città, immagino, certo. Quindi bisogna andare su internet, insomma... Allora, c'è informarsi dove sono le parrocchie, dove ci si può È incontrare. interparrocchiale, non c'è una parrocchia di riferimento. Noi in questo momento ci vediamo nella parrocchia in cui opera Padrino Vitanza, però ci sono altre zone che operano nelle parrocchie in cui ci sono i sacerdoti, perché per un sacerdote c'è anche un sito in cui si possono vedere tutte le date dei weekend in tutta Italia. Ci sono circa 13 regioni dove si donano questo tipo di esperienza e si ci può anche iscrivere dal sito www.incontromatrimoniale.org. A parte la vostra esperienza, qual è un racconto che potete fare di una coppia che vi è rimasta impressa e che grazie a questo movimento incontro matrimoniale ha acquisito una nuova luce? Anche io una coppia che ha intrapreso il cammino dell'adozione.
praticamente avevano parlato solo di cose da fare, che facciamo, questi bambini non vengono, come ci muoviamo. Quando sono scesi a parlare dei loro sentimenti, come si sentivano per il fatto di questa mancata maternità o paternità, sono arrivate alla conclusione che l'adozione era la strada loro. E quindi noi li abbiamo accompagnati in silenzio, perché non è, cioè non è un dare consigli, perché appunto non siamo counselor, non siamo professionisti, siamo delle coppie in cammino e quindi per noi funziona molto l'ascolto. Io ti ascolto nei tuoi sentimenti e ti accompagno. E forse nell'ascoltare e le altre persone, le altre coppie che parlano, piano piano i nodi si sciolgono e loro stessi riescono a prendere consapevolezza, vero? Esatto, perché si viene a creare soprattutto una condivisione, una prossimità, tant'è vero che nei loro incontri è molto importante un momento della condivisione, dell'ascoltarsi e soprattutto li abilita, e l'hanno detto, a prendere in mano la loro vita. Ad esempio una cosa che loro dicono spesso, a cui io credo, amare è una decisione. Cioè non possiamo amare perché sono condizionati dai sentimenti o dagli stati d'animo o dai comportamenti del mio coniuge. Se io amo e amo veramente, lo amo totalmente, prendo in mano la situazione, quindi lo decido come Gesù Cristo. Per questo incontro matrimoniale ha una spiritualità fortemente cristiana, perché solo Cristo ci insegna a non essere succubi della nostra storia, ma dare qualità alla nostra vita. E tra l'altro Mimma e Massimo sono un dono non solo per incontro matrimoniale, ma di fatto da qualche anno il vescovo, l'arcivescovo Monsignor Luigi Renni, gli ha dato il mandato nell'equipe di pastorale familiare per far sì che incontro matrimoniale sia una realtà più conosciuta nella nostra diocesi, perché tante coppie vivono nel non essere coppia, ma in realtà non si comunicano, non hanno nulla da comunicarsi, quasi quasi si pensa, siccome è da 20 anni, 30 anni non abbiamo nulla da dire, quando in realtà forse in questi 30 anni non si sono ancora detti nulla. Incontro matrimoniale in questo è una proposta concreta ed è una proposta che io benedico perché è presente nella nostra Chiesa di Catania. Ed io immagino che frequentando delle coppie che hanno già fatto questo percorso e anche vedendo un po' le dinamiche di queste coppie, di come marito e moglie parlano fra di loro, ecco, non c'è bisogno di parole. Esatto. Sono a loro volta dei testimoni. Mimma e Massimo sono dei testimoni per altre coppie. Esatto. Altre coppie possono vedere come funziona il vostro rapporto, come voi riuscite a smussare, eccetera. Quindi non hanno bisogno Mimma e Massimo di spiegare, voi dovete fare, ecco, non devono dare dei consigli. È proprio per contagio, e questo è molto bello perché loro hanno detto noi non siamo degli specialisti, noi non siamo dei counselor, non siamo dei psicologi, noi siamo coppie dei terapisti che abbiamo le stesse problematiche di tutte le altre coppie, solo che il Signore ci ha dato questo strumento che ci porta ad affrontare le nostre comuni relazioni di coppia in modo santo. Però con un unico qualcosa che li unisce c'è ed è la fede. Chiaramente diventa proprio la luce del loro stare insieme. Bene, allora auguri. Grazie. Possiamo consigliare a chi ci sta ascoltando, se ha voglia di sperimentare, di conoscere anche altre coppie, di vedere come funziona, di fare dei weekend insieme, conoscere altre persone, altre coppie che attraverso questo movimento incontro matrimoniale hanno scoperto la bellezza del loro matrimonio, ma hanno dato anche qualità a questo rapporto di coppia. E allora facciamo così, c'è una pausa pubblicitaria. Rimanete con noi perché adesso conosceremo altre due coppie, e cioè Gino e Filippa, perché ci parleranno di Progetto Mistero Grande. A tra poco. Famiglie, non siete sole, questo è il titolo della trasmissione di oggi. Abbiamo sentito la testimonianza di Massimo e Mimma che ci hanno parlato del movimento Incontro Matrimoniale e adesso diamo il benvenuto a Gino e a Filippa che ci parleranno del progetto Mistero Grande. È uno strumento nato nel 2010 per opera di un sacerdote di Verona, Don Renzo Bonetti, che è stato anche il direttore della pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana, il quale, tramite anche la sua lunga esperienza, ha percepito come forse il momento storico in cui gli sposi prendano consapevolezza
del sacramento del matrimonio, ma soprattutto della grazia, perché come io sacerdote ho una grazia che mi abilita a vivere il mio essere sacerdote, così anche gli sposi hanno una loro grazia specifica in forza del sacramento del matrimonio per vivere la loro vocazione, la loro missione. E per questo Gino e Filippa sono qui a dare testimonianza di cosa il progetto Mistero Grande ha fatto nella loro vita e le tante esperienze che vivono tutti i giorni. Ecco, cosa ha fatto Gino e Filippa questo movimento nella vostra vita? Iniziamo da quello che eravamo prima. Noi siamo sposati dal 78, da 46 anni, e abbiamo conosciuto Don Renzo Bonetti nel 95, quindi 15 anni prima, 96, di quando è nato poi ufficialmente Mistero Grande. Quindi già voi eravate sposati da tempo, no? Sì, noi nella prima fase facevamo già un'esperienza religiosa e ci siamo incontrati in un seminario, durante un corso, un Gresti per giovani, 50 anni fa. Con Don Bonetti? No, noi quando ci siamo incontrati. Da quel momento c'è stata avevamo già fatto una esperienza personale. Di Dio. Ma quando ci siamo incontrati pensavamo di metterci uno accanto all'altro e poggiarci uno sull'altro. Uno sosteneva l'altro. E questo è per il primo periodo, durante il fidanzamento, quando abbiamo fatto il discernimento sulla vocazione, sulla chiamata, e abbiamo pensato se il Signore veramente ci chiamasse insieme. Abbiamo voluto dare alla celebrazione una valenza importante dal punto di vista della liturgia. Abbiamo celebrato una liturgia del sacramento in maniera... ma ancora eravamo lontani, perché la nostra esperienza era un'esperienza di spiritualità monastica. Ecco, noi non avevamo mai fatto... non abbiamo fatto il corso prematrimoniale perché allora non esistevano. Quindi vivevate la vostra fede, la nostra così. vita cristiana. Vi siete sposati. Ci siamo un primo momento è stato quando abbiamo fatto un corso di esercizi con un laico. Lì abbiamo scoperto che la nostra chiamata, che era la chiamata ad annunciare il Vangelo del matrimonio. Va detto prima che quando noi ci siamo conosciuti pensavamo che il Signore ci chiamasse a una consacrazione, però sentivamo che non era quella la nostra strada. Così abbiamo pensato, visto che non siamo stati tanto generosi, allora scegliamo una radicalità di vita e abbiamo pensato che quella consistesse nell'andare in missione. E facemmo una breve esperienza, andammo al posto del viaggio di nozze, decidemmo di fare un mese in missione in Tanzania. Col progetto di tornarci poi definitivamente. Questo non accadde mai e noi non capivamo perché questo accadesse. Durante questa settimana il Signore ci diede di capire due cose importantissime. La prima, che ci chiamava davvero alla missione, ma la missione era il nostro sacramento, che non conoscevamo, sentivamo il desiderio che ci fosse qualcosa di più, ma non conoscevamo la grazia che ci veniva dal sacramento. Quindi la prima cosa era questa, il Signore ci chiamava alla missione, ma la missione non era la Tanzania, era invece il nostro sacramento. Il secondo elemento era che da questo sacramento discendeva una grazia e un compito, non solo per noi, ma per la Chiesa. E lì cominciò la nostra ricerca e fu lì che il Signore poi ci diede di incontrare Don Renzo Bonetti, che ancora non aveva creato Mistero Grande, ma che era già un profeta della famiglia nella Chiesa. Il primo incontro, noi non lo conoscevamo, ci dissero che lui era un bravo sacerdote, era appena diventato direttore dell'Ufficio Nazionale. Lo invitammo ad una giornata regionale, c'erano più di 2000 persone. Lui parlò di sacramento, di famiglia, matrimonio e sacramento ed Eucaristia. E quello fu una rivelazione, una grazia straordinaria, ci aprì orizzonti che noi non immaginavamo neppure, perché non solo comprendemmo lo stretto legame tra il matrimonio e l'Eucaristia, ma comprendemmo anche che il nostro vissuto di coppia era
segno eucaristico, non solo per noi ma nella Chiesa. Comprendemmo che i piccoli gesti quotidiani ripresentavano per gli altri lo stesso dono che Gesù fa di sé sulla croce. Per noi fu una cosa che ci sconvolse, che ci cambiò la vita. E lui, mi ricordo che diceva perché lo riprendeva da Giovanni Paolo II, che ogni gesto nella famiglia è atto liturgico, ha la dignità di un atto liturgico. Continua sempre a dire che non c'è spazzatura nel matrimonio, perché il matrimonio, come diceva Giovanni Paolo II, è inabitato dall'alleanza. Vuol dire che per amare il Signore tu ami l'altro e amando l'altro sei amato e ricevi la tenerezza di Dio, mentre ami la persona che hai accanto. Questo per noi fu una rivelazione grandissima. E la cosa bella, che per noi è stato un dono, che dobbiamo davvero a Mistero Grande, è che scoprimmo che c'è una spiritualità nostra. Noi copiavamo la spiritualità monacale, non c'erano altri modelli, era quello. Io ricordo i nostri sacerdoti ci dicevano meditazioni ogni giorno, mezz'ora di meditazione, la preghiera, il ritiro, l'adorazione. A volte quando sei sposata non riesci a mettere tutto durante la settimana. Scoprimmo che dal sacramento discendeva una spiritualità che si sposa, anzi che consiste nel vivere la propria vita di sposi, nelle piccole cose, quando lui mi portava il caffè al mattino per svegliarmi, nei gesti persino la sessualità scoprimmo che era l'apice del gesto eucaristico, del segno eucaristico, perché ripresenta lo spezzarsi di Gesù, il dono che Gesù fa di sé sulla croce. È stata una cosa, ci diciamo sempre, a quante coppie ancora nostro Signore dice: se tu conoscessi il dono di Dio. Quello che ci ha animato in tutti questi anni, e dobbiamo dire grazie a Mistero Grande, è l'avere il desiderio di studiare, di comprendere. Non puoi amare una vocazione se non la conosci. Non puoi amarla né viverla se non vai in fondo al dono grande, che non vuol dire non avere problemi. Noi abbiamo scoperto, Don Renzo dice sempre che la grazia del sacramento è una Trinity Bank. Tu hai una carta di credito e attingi a questa banca tutte le volte che ne hai bisogno, e noi sappiamo che nel nostro cammino abbiamo vissuto momenti di grande dolore e in questi momenti abbiamo tenuto fede solo a un proposito: la preghiera quotidiana insieme, anche quando non ci andava di farlo, anche quando sentivamo dentro rabbia, ribellione. E lì il Signore ci ha insegnato che se noi manchiamo di fede, Lui però, come dice la parola, rimane fedele. E la nostra fedeltà non è stato il segno della nostra bravura, della nostra forza, ma della fedeltà di Dio. Io credo che tutto è stato un dono che il Signore ci ha fatto. L'incontro con Don Renzo è stato un dono, perché noi non avevamo invitato Don Renzo, avevamo invitato una sorella di una comunità di Verona, la quale ci ha telefonato e ci ha detto: io porto un sacerdote. Io ricordo il primo incontro che ho fatto con lui, sono andato a prenderlo perché aveva una riunione della Cesi qui a Enna e sono andato ad accompagnarlo nel monastero dove dormiva la notte. E abbiamo parlato di famiglia. Sono andato a casa e ho detto a Filippa: domani il Signore farà meraviglie. Si sono aperti orizzonti nuovi. Alcune cose che mi fanno venire ancora oggi la pelle d'oca. Dio abita la nostra relazione di coppia. Nella nostra relazione di coppia c'è Dio. Cioè Dio, quella trasfigurazione che noi abbiamo vissuto nel sacramento del matrimonio. La trasfigurazione, gli apostoli hanno visto Gesù trasfigurato. Il nostro amore è stato trasfigurato durante la celebrazione. Cioè il nostro amore è un amore che ha come modello Dio. La conoscenza di Don Renzo ci ha portato anche ad approfondimenti dal punto di vista teologico e dal punto di vista anche pastorale. Lui ci ha invitato a fare un master biennale per famiglie, siamo nel 98. E poi abbiamo anche
siamo andati ha frequentato la CEI. Esatto, settimane volevo di chiedervi formazione. questo, come si svolge un incontro di progetto Mistero Grande? Allora, ci sono incontri di formazione, quelli che servono a chi poi si propone per formare le altre coppie, per rendere consapevoli le altre coppie del dono grande che hanno e della responsabilità di spendere questo dono. E poi ci sono una serie di seminari, di proposte che aiutano le coppie, facendo anche con delle mistagogie, delle catechesi, dei momenti di preghiera che sono abbastanza intensi, che aiutano le coppie a prendere consapevolezza di questo dono. E sono importanti in questi percorsi, ce ne sono per fidanzati, ce ne sono per sposi, ce ne sono di primo livello, di secondo livello. Per i coniugi. E prevalentemente per coniugi e famiglie, ma Don Renzo ha allargato questa esperienza, credo, ai vedovi ultimamente, ne parlavi poco fa tu, Don Bucolo, sì, è prevalentemente per famiglie e cammina su due livelli, la formazione. Io non mi stanco mai di dire, loro studiano 6 anni, studiare, approfondire il nostro sacramento, loro studiano 12 anni, noi ci sposiamo quando va bene con 6 incontri, 12 incontri, senza una consapevolezza chiara. Lo studio è importante quanto l'esperienza di fede, perché ci aiuta a comprendere la profondità del dono che viviamo. E poi anche l'esperienza, le mistagogie sono molto importanti. Certo, ma chi volesse avvicinarsi a questo movimento, cosa deve fare? Allora, Don Salvo qui propone una serie di corsi anche a livello locale, oltre a quelli che vengono proposti a livello nazionale. Quelli sono molto belli perché hai un ventaglio di conoscenze di persone da diverse parti dell'Italia, fai esperienza di tante di relazioni con persone molto diverse, ma anche nella nostra diocesi vengono proposti tantissimi corsi, basta rivolgersi a Don Salvo che può proporre il corso giusto anche per i fidanzati, per esempio, per il cammino di discernimento che precede Ma poi c'è anche un sito dal quale si può attingere nel materiale, dei video. Quindi il sito si chiama Progetto Mistero Misterogrande.org. Quindi chi volesse approfondire, chi volesse parlare più a lungo con Gino e Filippa, conoscere altre coppie e approfondire anche questo tema così importante, può farlo, andate su internet e trovate www.misterogrande.org. Don Bucolo, quello che potrei dire anche, mi piace, allora, di per sé il progetto Mistero Grande non è un movimento, non è un'associazione. No. Don Renzo ci tiene a dire che il sacramento del matrimonio non può essere un bene di un movimento, un'associazione, ma in quanto sacramento è un bene della Chiesa. Per cui il progetto Mistero Grande non fa nient'altro che proporre dei percorsi, delle attività, delle iniziative a servizio di tutti. Non solo li propone, ma anche chiede ad altre realtà: se voi avete delle proposte, delle iniziative, fatele conoscere, così noi le mettiamo in condivisione per tutti. Quindi una sorta di banca dati di iniziative, di weekend, di percorsi che vengono messi a servizio di tutti. E la cosa bella, e loro l'hanno detto, qual è il clou? Il fatto che gli sposi hanno una loro spiritualità specifica. Tante volte non sempre gli sposi hanno chiaro questo. Pensano che avere fede significa un po' pregare come il prete, come i frati, come i gesuiti, quando in realtà hanno una loro specificità e una cosa bella nella quotidianità. Io credo che il progetto Mistero Grande ancora ci dà l'ABC, perché di fatto, non possiamo negarlo, non si prega nelle case, non si ha il senso della chiesa domestica, non vedo la trasmissione della fede nelle case. Quindi secondo me è profetico perché dice delle cose che, è giusto riconoscere, ancora bisogna lavorarci. La testimonianza chiaramente di Gino e Filippa diventa una risorsa per la Chiesa, perché ci mostra la possibilità concreta che questo porta una novità nella nostra Chiesa. Mistero Grande propone ogni anno un corso di 3 giorni di approfondimento sul sacramento del matrimonio, al quale tutte le coppie che vogliono anche tutti i movimenti, non è possono proposto a tutti. partecipare. E allora il tempo a nostra disposizione è finito.
Io ringrazio Filippa, ringrazio Gino per aver testimoniato, per averci raccontato questa vostra bellissima esperienza di coppia, per averci parlato di questo progetto Mistero Grande. Abbiamo capito che non è un'associazione, non è un movimento. Grazie ancora, grazie Don Salvo. Grazie. E grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.